Ciao a tutti, ho fatto il mio 11° libretto e voglio condividerlo con tutti perché è proprio in questo momento che è caduto questo virus. Una storia illustrata sul coronavirus, come quella che ha scritto e disegnato il piccolo Davide di Favaro Veneto, ma le possibilità sono tante e i limiti alla fantasia nessuno, soprattutto se si è bambini e se il tempo a disposizione non manca, come in questo periodo di quarantena forzata che tiene a casa un esercito di scolari senza scuola. Ci sono i compiti da fare, certo, e ognuno avrà sperimentato il modo migliore per farlo sulla tavola, sul divano, in terrazzo. Si può leggere un'infinità di libri e provare a scrivere storie, favole e racconti. Si possono prendere matite e pennarelli per fare dipinti e disegni, dando forma e colore alle idee, ai pensieri, ai sogni e ai desideri nati in questo periodo unico. C'è l'universo dei giochi, in via del tutto eccezionale, confinato nel perimetro della propria casa, ma non per questo meno vasto o stimolante. Cosa siete riusciti a costruire con i Lego? E in giardino, per i fortunati che ce l'hanno, quale gioco vi siete inventati? Che cosa fate per tenervi allenati nel vostro sport preferito? Anche nel tempo dell'epidemia, il tempo libero dei bambini è vita e colore. Allora raccontatecelo con un video. Le vostre idee, storie ed esperimenti daranno vita a Bimbi in TV, una rubrica all'interno dei nostri telegiornali. Vi chiediamo di mandarci non delle semplici foto, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Niente di più semplice nell'era degli smartphone. Attraverso i nostri schermi, tempo e creatività dei bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Potrete inviare i video semplicemente via WhatsApp al numero in sovraimpressione 351 175 5340.